Beh, anzitutto bisogna dire che questa discarica non ha più l'autorizzazione, è priva di autorizzazione, quindi è una discarica illegittima. Questo è il punto dal quale partire. Accanto a questo, che speriamo che si trovi il modo per chiuderla presto, il Presidente della Regione, con una propria ordinanza numero 8 del 28 novembre, ha deciso, sentite, di autorizzare l'abbancamento dei rifiuti in questa discarica, non richiedendo quello che la legge prevede, la biostabilizzazione della quantità umida, perché è una norma di legge. La Regione dice no, si può anche abbancare in discarica senza biostabilizzare l'umido. Questo procura alla discarica un maggiore peso per l'ambiente e per coloro che abitano vicino alla discarica, perché i rifiuti abbancati tal quale, senza essere stabilizzati, fermenteranno ancora di più e produrranno per anni e anni del gas e dei miasmi fetidi e pericolosi, a discapito della comunità di Misterbianco e di Motta che vivono a ridosso di questa maledetta discarica.